entra, Vincenzino. Mi deve scusare, signorina Chiara, se ci faccio premura, ma sa, è che io questa domenica me lo vorrei mettere. E non ti preoccupare, per domenica sarà pronto. Piuttosto fammi vedere come ti sta. Ah, Provi certo. dillo. Sì, subito. È nuovo, eh? Bello, Moriala la signora da secondo piano. Bella, Com'è? bello. Vediamo, giriti. Come sta? Com'è? Aspetta. Chi è? Sa dare una cucitura in da fodera picchè tutta scussuta. E poi viremmo mettita così. Cos'è? Una allungatina nelle maniche, picchi su un po' cucutti. Aspetta che ti piglia misura. 4 centimetri e mezzo. Va bene, vediamo giriti? Sì. No, poi il resto va bene. Tu poluari. Va bene. Sì, ma con tutto questo travaglio, mia signorina, quando mi viene a costare? Non ti preoccupare, non mi devi dare niente. Consideralo come un regalo per il tuo compleanno. Su poteva, faceva chiossai. Ah, grazie. Lei è troppo gentile, eh? Lo sape? Il signor Intruglio, o marito da signora Elena, no? Stanotte è rientrato. Orialeddo, però, stavolta non mi buttavo. Vabbè, pazienza. Affari. Ma chi? Non l'andisi voce che ha fatto questo mugliere? Chi da signora Elena? Mica ci arresta a rere. Ah, quale? Chi da fa più voce suo marito? Ah, sa? Incontrai la signorina Gabriella. Chiamiamo insieme all'ascensore. Sì, era carica di pacchettini. Ma io dico, ma chi sta? Ma quanto spende? Boh, beata Ida. Che può fare non fa, gamba scondendo. Io certo, tanto ormai restavo sola, su solo idea cambarera. E la signorina Luisa? Quando spende la signorina Luisa per mangiare? Cose. Sa? Questa mattina ho incontrato il signor Amedeo Spinelli. Aveva un altro bello parole scappenove, eh? Ma mo dicesse lei com'è sta storia? Io non ho accatta sempre scappi, quindi cangia scappi, sempre. Boh. A proposito, vediste che la signorina Luisa vuole sapere se lei era in casa, dice che se viene a provare un vestito, boh, che sai, sì, va bene? E quando veni in Giasugno, che macciava? Non ci sono problemi. Certo, per voi c'è un aiuto, no? Quale aiuto? L'ho fatto dalla signorina Luisa. Quale aiuto? Io la sarta faccio. Sì, ma la signorina quando non per robe, E poi a dire, ma è una volta che ci hai visto mi sono ingordo, uno solo dei vestitini che ci ha fatto lei, vai. E ve ne dire che si fa fare e poi riala, chi va che ti dico? E che? Uno si fa fare in roba e poi riala. Boh, a cui capisci cristiani. Lo sape? Il signor Intruglio stavolta mancavo quasi un mese e mezzo, eh? Anzi, per essere preciso, mancavo 46 anni e 2 ore. Ma stavolta c'era fu forte, bella forte, che se peccatono a mia non mi sfugge niente. Senti Vincenzino, tu sei un bravo ragazzo. Grazie signorina. Io ti voglio tanto bene. Grazie. Ma è un solo difetto, figlio. Io? Non ti sa fare l'affari tuo. Signorina, io puttonaro faccio. Se la gente domanda, io devo sapere rispondere. E la gente chiede, domanda, vuole sapere. Usaccio, ma di questi affari del palazzo, sia io che mio fratello non siamo interessati. Perché siamo d'accordo con tutti. Buongiorno e buonasera. E basta. Va bene, non parlo più, va bene. Io dicevo, tanto così per discorrere, che saccio. Va bene, niente, non parlo più. Piuttosto mi registri una cosa, per domani c'è gioco che cosa? No, niente, grazie. Se mi gioca qualche cosa, tu dici domani me frati quando uscini. Tanto io uscini presto stamattina. Ma io dico, ma piuttosto, ma che combinavo? Ora va che si ricca, mi fa stare sempre in pensieri. Effettivamente è ritardo di 5 minuti, eh? Ma come mai? Perché? Ah, ecco, chissà che si ride, sicuro. No, io due avevi chiavi. No, io oggi chiave non se ne buttavo. Prego io. Signora Luisa, buongiorno, si accomodi. Se non disturbo, Chiara, non vorrei dare fastidio. Quale disturbo, signora? Ecco, guardi,
Il vestito è pronto. Le piace? Bellino. Lo vuole provare di nuovo? No, non occorre, però domani mattina lo vorrei pronto, per favore. Non ci sono problemi. Per domani mattina alle 10 glielo mando. Perfetto. E gli devo dare solo una stirata. Le piace davvero, signora? Certo, è molto molto carino. Lei dice così, poi non se li mette mai. E infatti, No, non è buonasera vero. signorina Luisa. Ah, Vincenzino, buonasera. No, cara, io qualche volta li indosso, ma mi piace più averli che indossarli. Eccomi qua. E buonasera. L'avevi i chiavi? No, tu hai la porta aperta. E infatti, buonasera signor Di Dio. Ciao Vincenzino. Signora Luisa, un altro Buonasera. vestito? Non le dà fastidio, vero? No, anzi, per carità, mi fa piacere, ci mancherebbe. Lavoro è lavoro. Chiara? Sì. Ho portato il vino. Butta sto vino. Chiara, mensu quattro, Chiara. Mensu quattro di vino. Non è che buttaio vino. Ecco, vedete, la stessa faccia schifata che ha fatto il vinaio. Precisa, identica. Chi è acqua, ora vi spiego. Oggi quando sono entrato dal vinaio, ci dissi, buonasera, buonasera. Magari sua moglie mi salutava, buonasera. Le mogli dei vinai sono antipatiche, tutte. Non se ne salva una, perché su pronto mi si era così, per vedere se il marito sbaglia. E non è che e sperano che sbagli il marito, per poterla ripigliare. Perché Dio ce ne scansi, è più picca la vendita, vieni per colpa tua perché con i clienti sbagliaste. Non mi si dà per contare i pila. Ma lasciando stare questo, ci disse, vorrei mezzo quarto di vino. C'ho venaio dalle questa mogliere. Poi dice, mezzo quarto di vino. E sua mogliere, vedi questi clienti che hai? Perché poi c'era una dinsa. Mezzo quarto di vino, sempre con quella faccia che voleva dire mezzo quarto di vino, vergogna. Non ci arriva manco un tocco cannarozzo. Non si arriva a bagnare manco le labbra, sempre questo tutto in silenzio, certo, tutto con gli occhi, ma non so quattro di vino, e tagliava questa mogliere. La mogliere, un altro mezzo quarto di vino, c'è un quarto di litro di acqua che ci unci io, perciò vi chiedo mezzo quarto di vino a mogliere. E io al che ho risposto, col mio sorriso sarcastico, e li guardavo così. Ma siccome loro non hanno la mia capireria, Che hanno? la mia perspicacia, non hanno capito che quel mio sorrisino sarcastico voleva dire un quarto di litro di acqua che ci unci lei, e lei ancora non sa un litro e mezzo di acqua che ci unci io. E il gioco, cara signora Elena, è fatto. Ecco qua. Hai visto? Chissà, sai cos'è, Vincenzino? Una volta io e il mio amico Carlo siamo andati in Calabria e c'era uno ad una cena che si assettava a tavola e c'era del buon vino. Dice, no, ma io vino non ne posso bere. Perciò metteva 3 quarti di bicchieri di vino e un quarto di acqua. E beveva. 3 quarti di bicchieri di vino e un quarto di acqua. E beveva. 3 quarti di bicchieri di vino e acqua, e viveva. E nel frattempo la bottiglia si ascolava tutta. Dice, cosa, ma ti avevo avuto tutto questo vino? No, dice, ma io ci unci l'acqua. Ma ti pigliassi sempre il litro e mezzo di vino? Sempre il litro e mezzo, non è che cancia. Ecco, sta vedendo signora? Rosé, Andiamo pacifico. spirito puro. Andiamo pacifico. Dimmi. Se sta ancora qualche volta s'ambriaca. No, che c'entra? Io ho sempre mia sorella che mi tiene d'occhio, non ti preoccupare. Sì, va bene, ho capito tutto. Tolgo l'incomodo, va Grazie, bene? grazie Vincenzino. Avanti signorina, mi niscinno che la stemma ma c'è già sotto solo andare a pottineria. Se avete bisogno mi facete chiamare, va bene? Senza meno. Li vedremo più tardi. Va bene, buonasera. Ciao, Buonasera signorina. Vincenzino. Buonasera, Vincenzino. Vincenzino saluta 100 volte, quando canesci. Chiara, ho preso anche il formaggio. Pigliassi magari un formaggio. 50 grammi, Chiara. 50 grammi. 50 grammi di svizzero. E meno male che non mi ha mantenuto puttosa. Stai vedendo? Netto. 25 grammi io e 25 grammi tu. Eccolo qua. Un pane da ieri e siamo a posto. Che cosa abbiamo per cena stasera? Niente,
preparai due cose precise. Chiara, che cosa abbiamo per cena stasera? Due cose su da banna, poi più tardi ti guarivo. Chiara, ma tu fai seriamente? Ma parli per davvero? Ma tu che pensi che la signora Luisa è così stupida, ma così stupida da credere che ne passiamo buona? Tu non lo sai che la signora lo sa che ne passiamo scassa? E che cosa pensi? Che appena ne esce di casa immagina che noi ceniamo con aragosta e caviale? No, ma che c'entra, Chiara? No, perché mia sorella, cara signora Luisa, è rimasta ancora al mi pare brutto. Mia sorella è molto riservata, è molto, molto, troppo riservata. Ma il signor mi pare brutto è morto. La signora dignità ci ora presso. Perciò se prima noi ne passavamo scassa, ora non ne potevamo accattare manco un vino, hai capito? Quindi se io ti chiedo cosa c'è da mangiare stasera, siccome non c'è vergogna ad essere poveri, tu mi devi dire, magari che c'è un Presidente della Repubblica qui presente assettato a tavola, che cosa c'è da mangiare stasera. Santo cielo Pacifico, più passa il tempo e più diventi pesante. Ma che cosa c'entra questo che hai detto? Vuoi sapere che cosa abbiamo per cena? Te lo dico, una pignatedda di broro di Quariato. Broro, dico, una schifezza. Una frittata a cu d'uova e per frutta 5 ficusicchi. 5. 1, 2, 3, 4 e 5. Broro io non ne voglio, perché d'incia c'ho una bratta cullà di rossa tanta. Volevi sapere che cosa avevamo per cena? Te l'ho detto, ma io broro non ne voglio, perché mi fa schifo. Io ho portato il formaggio e il vino, potremmo accomodare, no? Ma perché la trattate così, povera Chiara? Perché la tratto così? Perché è l'unico modo per andare d'accordo con mia sorella. Mia sorella va aggredita. Perciò io la sera, quando mi ricoglio, ingrano la marcia e patto in quarta. E tra su intra e a stono, anciono. Solo così lei capisce che le sue lamentele sono niente di fronte alle mie difficoltà. E allora fa un passo indietro, si redime, facciamo la pace, parliamo, e così solo ne passiamo la serata. Divertente. Vabbè, mica tanto, ma chi si accontenta gode, non l'ho capito. Lei parla così, ma in fondo è uno scontento. No, io sono contento di me stesso, per carità, io sono un bravo uomo, ma insignificante, lei lo sa. Ah, ma perché dice così? No, dico così perché non lo dice sempre lei che viene qua per sentirci parlare, perché sentirci parlare la diverte. Bene, io la sto divertendo. Ammetto che vengo qui perché sì, mi diverte sentirvi parlare, ma io sono venuta per vedere lei, Pacifico. Ieri sera volevo aprire la bottiglia di rosolio, si ricorda? Quella che lei mi regalò. Sì, quella che lei trovò ridicola. No, non è vero, non mi piacciono i liquori dolci, ma glielo dissi. Lei faceva il compleanno, io non avevo niente da regalarle. Mia madre la teneva custodita nella sua dispensa come una reliquia e gliel'ho portata. E perché se n'è privato? Affari miei, gliel'ho voluta regalare e gliel'ho regalata. È lì che aspetta, sa? La promessa era che l'avremmo bevuta insieme. Già, ma a lei i liquori dolci non piacciono? Pacifico, ma perché parliamo così? Ma perché parlo così, Luisa? Perché parlo così? Perché è meglio che parliamo così. Te l'ho detto, tu sei una donna in gamba, stai bene economicamente, io sono un bravo uomo, lo sai, ma insignificante. Ecco. Non è vero, tu vuoi esserlo. Ma ti sarai accorto, spero, di come è cambiata la mia vita, di come ti cerco, di come ti aspetto. Che stranezze. Cosa potrebbe dire la gente, vedendoti qua a casa mia? Oh, guarda la signora Luisa, seduta al tavolo, in casa di Pacifico di Dio, a fargli la dichiarazione d'amore. Appunto, ma perché non ci sposiamo? Ma cui, io e tu? Ma perché non mi vuoi bene? Ma sì che te ne voglio, e lo sai. Senti Luisa, per favore, per cortesia. Io mi sono trovato a casa tua non so come. Mi sono trovato nella tua stanza non so come. Mi sono trovato nel tuo letto non so come. Lo so io. Non lo so. E a me mi sembrava un sogno. A casa tua, bei vestiti, bei profumi, educazione. Per me significava l'irraggiungibile, capisci? Per me era un sogno. Era come avere fatto un terno al lotto. La gente, il popolo, il terno al lotto una volta te lo perdona, ma la cinquina te la rinfaccerà per tutta la vita. E allora perché dobbiamo giocare d'azzardo? Perché? E poi
Senti Luisa, so di non offenderti se te lo dico, ma tu tutti questi soldi, queste ricchezze, come le hai fatte? Lo sai come le ho fatte, tu sai tutto. E io so tutto, e non lo so soltanto io, usano tutti. Ecco. Senti, io mi sono reso conto che tu sei diversa, che tu sei cambiata. E da quando è morto tuo figlio, scusami se ti ricordo questo triste avvenimento, Luisa, ma è così. Da quando è morto tuo figlio, tu non sei più la stessa, è vero, sei cambiata. Perché la vita ti ha messo davanti alla realtà. E allora, perché dobbiamo rovinare tutto giocando d'azzardo? La gente che cosa potrebbe dire? Te, taleata, il povero morto di fame, di Pacifico di Dio, con la signora Luisa, buona, azzeccava la fucchietta. Ma che te ne importa della gente? Ascoltami, Pacifico, io sono sola e ho bisogno di un affetto serio, di un uomo accanto. Di un contabile. E perché no? Seguo. Che prende il libro mastro e appunta entrate e uscite. Ma sei un imbecille. Senti Luisa, io lo so e scusami se te lo dico, ma è la verità, la pura e santa verità. A certe cose bisogna farci l'abitudine, capisci? E vuol dire che io l'abitudine a certe cose non ce l'ho ancora fatta. Va bene così? Magari se certe cose le avessimo iniziate insieme. Grazie. Senti, io non volevo offenderti, parliamoci chiaro. C'è mia sorella Chiara che si deve sposare, povera Chiaretta che si deve sposare. Perché dici povera Chiaretta? E perché dico povera Chiaretta? Perché si sposa con Cannaruzzoni, capito? Con il signor Amedeo Spinelli, un sessantenne, capisci? Un sessantenne che avrai visto 1000 volte salire e scendere dal palazzo, che dopo pure si sposa per avere una compagna per tutta la vita. E Mesoro si sposa per avere garantito un piatto di pasta finché accampa. Che tristezza. Io la chiamo praticità, va bene così? Mi posso tenere a Mesoro fino a quando non moro, non è possibile, alla sua età. Facciamo sposare mia sorella, facciamola sistemare. Una volta che l'abbiamo sistemata e che io sarò tranquillo, vorrà dire che penserò a me. Ma e loro due gli accordi li hanno presi? Dico, è tutto a posto fra di loro? Quali Sono accordi? chiariti? Quali accordi? Perché tu ora mi stai dicendo che il nostro matrimonio manderebbe a monte quello di tua sorella Chiara. Giusto? Io ti ringrazio per questa tua sincerità, ma mi chiedo, ma Chiara è stata anche lei così sincera da dire a Spinelli appunto che lo sposava soltanto per avere il piatto di minestra assicurato? Oppure per togliere a te il peso della sua presenza qui in casa? E il signor Spinelli è stato altrettanto sincero da dire a tua sorella Chiara che se la sposava per avere in casa la più fedele delle serve. No, ma che c'entra, No, Luisa? certo. Ma ci mancherebbe. Perché le vere intenzioni, mio caro, se le sono tenute segrete. Però si sono scambiati promesse d'amore. Ti voglio bene, sei la donna che sognavo. E tutti, persino tu, credete alla sincerità di questi sentimenti. Come sono felice di essere quella che sono. E quanto mi addolora che tu sei come sei. Scusa, vado io. Se tu sapessi quello che ho dentro. Arrivo. Signor Spinelli, venga, si accomodi. Buonasera, Pacifico. Buonasera, come sta? Grazie. Bene. Lei conosce la signora Luisa? Non ho il bene. Ah, non è che bella frase, non ho il bene. E adesso gliela presento io. La signora Luisa è una mia stiamo a presso Potta, su lei ne scercà ci sta la signora. Tanto piacere. Sì. E mi dica quando le nozze? Quali nozze? Ah, scusate, non avrei dovuto dire niente. No, la colpa è mia, signora Amedeo, che magari ho avuto uno slancio, non sono riuscito a tenere questa boccuccia chiusa e avrò spifferato la notizia ancora in aria, si capisce?
Signor Pacifico, la colpa è sua o è di Chiara? No, se la colpa è mia. La colpa è solo mia, signor Amedeo. E poi, ma mi scusi, alla fine che cosa ci fa? No, è importante, signor Pacifico, dobbiamo essere chiari, perché se l'ha detto lei è un discorso, se l'ha detto Chiara invece è tutt'altra cosa. Andiamoci piano con queste nozze, perché io ancora non ho deciso né per il no né per il sì. Non capisco, avevo pregato sua sorella di mantenere il segreto fino a quando almeno non fossero finite tutte le mie riflessioni. Mi conviene, non mi conviene, faccio questo passo, non lo faccio. E invece a quanto pare, ahimè, la cosa dilaga e anche a macchia d'olio. La frittata è pronta. Brava, Buongiorno. signorina Chiara, bravissima. Ha fatto proprio una bella frittata. Ma che cosa è successo? No, niente, tesoro, non ti preoccupare, signor Amedeo, le rinnovo il fatto che la colpa è mia, Chiara non ne sapeva nulla, io lo posso assicurare. Ma che cosa ho fatto? Che cosa ha fatto? Il discorso, signorina Chiara, è che suo fratello, per scalpolare lei, si vuole assumere la colpa di ciò che non ha fatto. Ma io che cosa ho fatto? No, niente. Signor Amedeo, io lo ripeto, la responsabilità è soltanto mia, che non ho saputo tenere la bocca chiusa. Ma io non ho detto nulla. Chiangissi, è l'unica cosa che le resta da fare. Ma io non ho detto niente, glielo giuro. No, non fare così, Chiara, non fare così, l'ho appena detto. Non ho detto niente. Lo so, sono stato io. Signorina, lei ha sbagliato, mi scusi, perché io l'avevo pregata di non fare parola con nessuno dei nostri progetti e invece... E va bene, signor Spinelli, non è la fine del mondo. Anzi, sa cosa le dico? Se fossi stata io al posto di Chiara, dovendo sposare un uomo come lei, avrei avuto tutto l'interesse affinché la cosa non si sapesse in giro. Sentite, signor Pacifico, io non voglio che per entrare a casa vostra, per il semplice piacere di venirvi a trovare, devo sottostare a certi incontri così spiacevoli, ecco. Incontri spiacevoli e per giunta devo venire offeso gratuitamente. Vuol dire che per l'avvenire io ne farò proprio a meno. Anzi, tolgo il disturbo. No, No, che per c'è? carità, vado via io. Chiara, sono sicura che vi rimetterete d'accordo e realizzerete il vostro sogno d'amore. Hai visto? Quel giorno, fra i bigliettini di auguri, troverete anche il mio. Hai visto? Cara Chiara, condoglianze vivissime. Vendi, parole che scappano, così sa com'è il buon vicinato, eh? Ma guardi, stia tranquillo che io non ho sentito neanche una parola di quello che ha detto, perché le nostre classi sono ben differenti e tra me e quella signora c'è un abisso, signor Pacifico, perché io sono Amedeo Spinelli, uomo di studio e di commercio, mentre ella altri non è che una semplice e volgare prostituta. Ecco. Però continua a non spiegarmi come mai voi la ricevete qui, in casa vostra, signor Pacifico. Un aiuto. Un piccolo aiuto, caro signor Amedeo. Di tanto in tanto si serve di mia sorella per qualche abito. Sentite, a me dispiace per questo mio risentimento, ma che cosa volete farci? Io al matrimonio ci tengo, ecco. E voglio andarci con i piedi e con le mani di piombo, perché voglio riflettere e voglio ponderare. Capisce, signorina Chiara? A proposito, signorina Chiara, si è accorta lei che sono già passati 6 mesi da quando io mi sono dichiarato? Ogni sera vengo qui puntuale a parlare con lei per farmi conoscere un po' meglio. E lei già non si accorge, ma si sta trasformando a poco. Lei non è più la stessa di 6 mesi fa. E le garantisco che presto diventerà la donna che io ho sempre desiderato avere al mio fianco. Che cosa vuole farsi, signorina Chiara? È questa goccia continua, vede? È questo mio lavorio tenace, penetrante. Sì, lo so, lo ammetto. A volte posso sembrare alquanto noioso. A volte. Ma è necessario, signori, perché per raccogliere bisogna seminare. Che cosa volete farci? Del resto è noto a tutti che il fidanzamento è sempre rose e fiori, mentre invece
Il matrimonio tutto spine ed io farò di tutto perché ciò non avvenga. Hai capito? Il mio desiderio è quello di accontentarla, signor Amedeo. Parla di desiderio lei. Ma non basta, signorina Chiara, non basta, vede? Ci vuole la buona volontà, è l'indole che conta. Oh, anche la natura. Fateci caso, non ci fa mai tutti uguali. Meno male. Siamo sempre diversi. Uno nasce in un modo e uno nasce in un altro. Mi stavo dimenticando, signorina Chiara, avrei portato questa camicia, vede? Proprio qui, ecco, sotto il colletto, bisognerebbe di alcuni punticini di ripresa. Ci penso io. Così almeno riesco a vedere anche se la signorina Chiara sa rammendare. Potrebbe essere una cosa che gioca a suo vantaggio, capisce? Cosa vuole? Io quando ci tengo alle cose non mi va di buttarle via. Anche nei polsini, se può dare una controllatina, credo ci serva anche un punto lì. Sì, non si preoccupi. Grazie. Ci penso io. Se poi le resta un po' di tempo, vuole darle una stiratina leggera leggera, le dispiace? No, non si preoccupi, ci penso io. Bene. E certo, chissà quante cose dovrà fare la signorina Chiara una volta sposati. Non avrà neanche il tempo per se stessa. Vabbè. La cameriera ci sarà, non lo metto in dubbio. Ma lei deve controllare l'operato della cameriera, la deve sorvegliare, capisce? Sì. Per esempio, io ho una passione smisurata per le scarpe classiche. Ne posseggo 39 paia. Sì. Voi pensate che sia il caso di affidarle per la manutenzione ad un'estranea? No, signori, no, non è possibile, perché con la sua disattenzione chissà che cosa combinerebbe, magari userebbe, che so io, un lucido inappropriato, e invece in questo caso interviene la moglie, che sta sempre attenta alle cose del marito. Certo, così scappa su più contenti se interviene la moglie, capito? Sì. Questa è la storia, signori, proprio questa, perché la moglie è molto più attenta, capite? Alle cose del marito. Certo, le scarpe si devono poi lucidare. Certo, capito? certo. Non è ma non ogni giorno, signor Pacifico, ci mancherebbe, non pretendo questo. Ma un giorno sì e un giorno no, certo, vanno controllate. Con la grazia di Dio. Bisogna vedere se c'è bisogno di una spolverata, di un'lucidata. Soltanto così le scarpe dureranno 100 anni. Per quando si portano appresso quando atterranno dei paletti, capito? Questo. Ho saputo anche che lei sa cucinare. Sì. E questo è un altro punto a suo vantaggio, signorina Chiara. Però devo essere sincero con lei. Io, come tutti gli uomini, sono umano anch'io. Ho un difetto. Uno? Sì, ho un difetto. La sera vado a dormire presto. Io alle 9 in punto sono coricato. Che bravo. Ora, dato che noi già precedentemente abbiamo preso accordi che dormiremo in camere separate. Meno male, Soro, meno male. Io, arrivato all'orario, cioè alle 9 in punto della sera, mi andrò a coricare. Ma lei no, signorina Chiara. No, non può coricarsi. Potrà andare nella sua camera, questo sì, ma dovrà stare sveglia, perché a me piace, mentre che mi sto appisolando, sentire qualcuno che in casa sia vivo, capisce? Che si muova un po', che passeggi, che traffichi, insomma. Soltanto così mi addormento. Che cosa vuole? Il silenzio mi fa una tristezza a me. Che ti è allegro. Ora, se lei preferisce, dopo 10 minuti, un quarto d'ora, può venire in camera da me. Sì, può aprire la porta con molta cautela, senza fare rumore, e accertarsi se io sto dormendo. Se non sto ancora dormendo, deve tornare nella sua camera a trafficare per altri 10-15 minuti fino a quando io mi addormento. Insomma, vuole un cunotto, un otto. Sì. Un cunotto. E questo per quanto riguarda la sera. Invece la mattina ho un'abitudine a cui non vorrei rinunciare, signora Chiara. Non ci voglio proprio rinunciare, perché arriva l'ora dei piselli. La mattina? La mattina, sì. Lei fa colazione caposedda fresca? No, mi spiego meglio. Vedi, io sono abituato la mattina, prima di uscire da casa per andare al lavoro, a prendere 2 tazze di caffè, una alle 6 e una alle 7:30. E in domenzo si mangia la posedda? No, bevo il caffè. Con tutta la posedda? Ma no, signor Pacifico. Capisco. Vengo e mi spiego.
Ora, per quanto riguarda quella delle 6, io sono d'accordo che lei stia con me seduta a tavola a farmi compagnia, anzi è una cosa che ho sempre desiderato. Sì, magari mi saluta quando mi vede. Buongiorno caro, questo lo può fare, sì. Può salutare, Sì, può sì, salutarlo, sì. può salutare. Oppure, che so, mi chiede come hai dormito questa notte? O altro, come per esempio, che tempo farà fuori oggi? Che bello pariscappi che hai! Sì, così, sì. Che cosa si mangia a pranzo? Vuoi preparato questo o quell'altro? Cosa preferisci? Sì. Alle 7:30 no, No. signorina Chiara. E no, perché io alle 7:30, siccome la sera sono tornato a casa dopo aver fatto i conti del lavoro con il ragioniere al suo studio, sono tornato con i piselli, i soldi. E su lei la chiama Pusedda? No, è uno pseudonimo. Allora i soldi, i piselli, I soldi. i cambiali come chiama? Patate? Io non lo so. Oh, siccome sono tornato a casa con i piselli, io la mattina alle 7:30 preferisco, non per sfiducia, per carità, No. restare da solo a contarmi i piselli, tutto qua. Giusto, perché uno quando si conta i piselli deve essere solo. Io non ho, giusto, manco fosse chi mio, però quello che le voglio, nel senso, no, quello di mio, proprio no. Però quando uno conta i piselli deve essere solo, perché se sbagli e ti casca un pisello a terra, poi ti sballa tutto il conto e dici, ma io avevo 100 piselli e uno è felice. Me ne manca uno e può essere la fine della tua vita se ti manca sì, un sì, pisello. sarebbe E grave. magari la tua, soro. Ma le sembra terribile? Ma no, perché, signor Pacifico? No, mi sembra strano, non Vede, terribile. quando i patti si sono messi belli chiari avanti, non può succedere nulla, non si possono avere sorprese. Ora io vado, Non male, va. mi sto rendendo conto che a poco stiamo raggiungendo l'accordo perfetto tra noi. Sì, ci vediamo domani. Vedo anche che avete già preparato per la cena. Io ho un certo languorino. Sì. Se vuole rimanere per cena, ma non c'è un granché. Dico, se vuole rimanere, avevo broro cullale, bratti cull'olio, l'ale. Come? Broro cullale, Non bratti con broro. Piatto di broro che bratti cullale. Non Io capisco. mi vini. Senza piselli. No. Tu volici io in cilento. Come se avessi accettato. Meno male. Per la prossima volta. Signorina Chiara, io mi sento di dirle che già comincio a volerle bene. E sono sicuro che lei per me sarà la donna che ho sempre sognato. Poeta. Signorina Chiara, signorina, non mi risponde? Rispondici, e non si chianta, io non se ne va. Arrivici e ci rispondi con una frase d'amore ad effetto. Che dico? Chi tu che te arrobala di qualche poesia, vedi tu? Vai. Lei è l'uomo che stavo aspettando. Buonasera. Buonasera, l'accompagno. Grazie, a domani. L'accompagno, ci vado. Accompagno. Bravo, bravo. Ti è piaciuta la sorpresa del formaggio? Soro, se non ti vuoi sposare, parla, dillo ora. Niente ci fa, non ti preoccupare. Tanto, abbiamo avuto la fame fino ad ora. E viene a dire che moriremo morendo di fame, ma almeno moriremo contenti, cariremo. Che ti sembra? Che non lo so che ti sono di peso? Che la mia presenza in casa ti comporta delle spese che non puoi sostenere? Quando io me ne sarò andata... È chiara, quando tu te ne sarai andata, l'unico mio beneficio sarà quello che
anziché mangiarmi 25 grammi di formaggio, me ne mangio 50. E uno che si vende una soro per 25 grammi di formaggio. 25 grammi di formaggio che oggi mi stanno facendo veleno. Vedi qui è. Vedi chi è. Mi aveva pigliato questo bello vino rosé, non me lo sono potuto godere. Oh. Ecco. Buongiorno, signora, si accomodi. Scusi il disturbo, signorina Chiara? No, quale disturbo, Buongiorno. prego. Buongiorno. Questo dicevamo con mio fratello. È da molto che non vediamo la signora Intruglio. Io ho avuto tanto da fare. La signora Elena, buongiorno. Buongiorno, caro. Cuvira a lei, vira la pasta. Eh. Ma dica una cosa, ma dobbiamo aspettare che viene suo marito da Rossano per venire da lei Cainza? Mi ha lasciati tranquilli, Vincenzino ci ha detto che è arrivato ieri sera. Sì, è arrivato. È arrivato. Eccolo. Oh, potevo anche farne a meno di salire. Ma perché, signora? Che ci sono? Volette, signora? Volete? Ci sono temporali, ci sono. C'è malo tempo, vero? Ciò nell'ambito. Però mi perdoni, lei vede suo marito ogni mese e mezzo. Appena arriva qua, vi sciarriati. Ma mi scusi, Per favore non parli di mio marito perché io apposta sono venuta qui, io ce l'ho qua, sono E vuoi passare fuori sulla vecchia? Buongiorno, si accomodi, prego. Una frittatina. Buonasera. Buonasera Ciro, come va? Bene, grazie. Eravate a tavola, stavate mangiando? Sì, No, ma... abbiamo finito. Eravamo arrivati al formaggio e questo è quello che è rimasto. Sì. E io sogno a digiuno. A digiuno, capisci? A digiuno. Dopo viaggio in automobile. Non mi è fermato manco per 5 minuti. Catania, Rossano. E non è uno scherzo, Carità, carità. Non mi è fermato manco per un bicchiere di acqua. Manca la pipì hai fatto. E sono bevuto. Magari un panino si sta facendo. Posso però? Davanti ha fatto computer che ci posso dire, no? Elena, io te lo sto dicendo qua davanti a tutti gli amici. La prossima volta tu, capagano, me lasci che, tu non vuoi una, che ti faccio rudare per tutta la vita. Vedremo! E vedremo. Stavamo parlando di cose serie, di interessi vitali, finanziari, umani, capisci? Ma senti chi parla di umanità, che sei l'egoismo fatto uomo, sei. Senti, vedi che io sono un uomo fatto di carne e ossa come tutti gli altri. Posso pacifico? Che cosa? O vino? Io non ce l'avevo a offrire questo. Con tutto il cuore. L'ho preso oggi. Bene, direttamente da Utti. Muta state. Picca. Beva. Com'è? Beva. Aveva sede. Tu ci hai visto tutta la bottiglia, se la portare a casa. Grazie. Tu te ne approfitti perché sai che io sono una ragazza inesperta e non so come mi devo regolare. Ma lascia che io parli con qualcuno che ha più esperienza di me, o con un avvocato, per esempio, ecco, e poi vedrai, Che sta succedendo? Signora. Madonna santissima Si signora. sente male? No, Signora, come si sente? Signora. Signora. apposta. Si faccio sentire Ma poco. il cadice, da nicchia quando la fai? Signor Intruglio. Faccio Signor così. Cos'è che stiamo a fare? Poco di quando la fai? Subito. La spruzzatina e stiamo... Prego, no, faccia lei che è sua moglie. Sempre. Ma che stia vino? Tu a Safas, Ciro, che vino. Signore Intruglio. dov'è quel mostro? Sei un mostro! Sei un impostore! Te ne devi andare davanti agli occhi miei, te ne devi andare! Sei un impostore, sei! Iela, cerca da stare calma, che ragioniamo sulla pace. Ora qua c'è il signor Pacifico, che è una persona seria, che ci può dare anche qualche consiglio, no? Certo, ma se siete per cortesia, se parliamo con calma. Io picchiesso, signor. Oh. Ma chi è frattata chi? O ma raggia è.
che a mezz'ora ci scapolava la mano do sale. Così. Siccome è molto superstiziosa magari, allora, sciò. Poi ci viene sì e c'è da vino. Vuole vino lei? No, Io la no, niente no. frittata. Sappiamo tutti, compresa tu, quello che abbiamo passato e le situazioni economiche che stiamo vivendo. Io 10 anni fa facevo grossi sacrifici. Lo so. A Rossano avevo un bel lavoro che mi soddisfava. Ma ho cucchiato un po' di soldi. Poi ci fu l'austerità e fu licenziato. Tutti i miei risparmi se ne hanno come l'acqua. Era arrivato proprio niente. Fortunatamente, ringraziando a Dio, incontrai un amico a Rossano che mi prestò un bel po' di soldi e rilevai un cinema. Sapete, il cinema è stata sempre la mia passione. Si vede però. È andato tutto bene e ne rilevai un altro. Ora, sti due cinema mi fanno guadagnare. Che faccio? Ma non hai un Rossano per venire a me a Catania per fare chi? Per fare la fame? Hai ragione, già c'è stata tutta la pusetta, se ne viene qua per fare che cosa, signor? Però la signora potrebbe dire, Sicino, come? Yucca e Dudra. Ma infatti io gliel'avevo detto in una delle mie corse a Catania. Fris, Jelena, lasciamo Catania, affittiamo l'appartamento che abbiamo qui sotto e non ne chiamiamo da sopra, scusa. Certo, che io adesso così alla mia età me ne andavo a Rossano, me ne andavo. E allora che faccio? Ma stai a Catania che dipendente che c'hai da sopra che non aspetto un auto per rubare se magari la camisa? Senti Jelena, ascolta, io e i miei affari ce l'ho a Rossano? Se va a Rossano. Oh, giusto, signor, al limite, signor Ciro, si può fare che un mese lei viene a Catania e sta a mese qua e un mese la signora si trasferisce a Rossano. C'è di male. Ma io gli parlai chiaro, molto chiaro. Jelena, stai attenta, perché io sono solo. A Rossano ho affittato un appartamento, però mi serve una persona che mi dà un po' di vesto, che mi cucina. Io ho preso una cameriera, ho detto una cameriera giovane, una ragazza di campagna, bella, prosperosa. L'uomo è fatto di carne ed ossa. Sì, l'uomo è fatto di carne e ossa e poi... Ma io gliel'avevo detto, trovandomela in casa. La solitudine è solitudine. La ragazza non è più ragazza e sta con me. Voi sapete che mi ha risposto? Fece 4 usciate e dice, Ciro, fai che gioca poi con questa cretina. Io a Rossano non ci vengo. E io, da uomo quadrato e previdente, e se viene un figlio, tuo figlio non me ne hai dati mai, e se viene tu tieni. Ora il figlio sta per arrivare, e stasera ci confermai che si dice venere lo svenimento. E certo, che va a ballare secondo lei. Ma ora come intende regolarsi, scusi? Scusi, io non la posso buttare una povera contadina, una povera ragazza di campagna in mezzo a una strada, poi nelle condizioni in cui si trova. Per carità, nessuno dice questo, ma di quando è la... Quasi 2 mesi. 2 mesi? A posto, già, scusi, la ragazza che dice? No, la ragazza è una ragazza buona, non mi metterebbe mai nei pasticci. No, forse non abbiamo capito, Ciro, nei pasticci con questo vestito perde pisello, lei c'è con tutti i robe impiccato da Inzo. Perché non ha considerato il signor Ciro che ha una moglie bella e giovane e nonostante questo, questa moglie è ancora innamorata di lui. Hai capito? Che questo è un danno. Ma allora ve la tieni con mia Rossano, scusa! Che ci vuole tanto? Io ricudo la ragazza, ci rendono poco di soldi, il sistema è fatto del bambino che sta per arrivare, e se leva l'inconveniente, qual è un problema? Certo, Il problema è che io sono una ragazza inesperta e prima di prendere qualsiasi decisione devo parlare con chi ha più esperienza di me. Guarda che tu devi parlare con tua sorella, guarda. Senti, Elena, tu qualsiasi decisione prenderai con tua sorella, devi sapere che io da Rossano non mi muovo. Vattene a Rossano, vattene dove vuoi. Ma ricordati che io sono sempre tua moglie e io resisterò fino a quando avrò forza. Sì, e poi? Poi no, non ti posso rispondere perché sono una ragazza inesperta. Ecco.
E viene a dire che poi quando tua sorella ti aprirà gli occhi mi risponderai, va bene? E Elena, senti, ascolta, io ora mi sto a fucare perché sono stanco e hai sonno, va bene? Perché è combattuto una giornata. Tu quando vuoi scendere, va bene? Avanti, buonanotte. Buonanotte. Voi siete come i miei fratelli. Si viste. Buonanotte, io mi sto a cuccare. Buonanotte. E scusate l'inconveniente con mia moglie, vada sapete? tranquillo. La moglie e Si marito. sta a cuccare, Ciro. Buonanotte. Arrivederci. Buonanotte. E hai sonno? Certo ci viene sonno, poi che solo vino che è forte. Signora, certo che la situazione è complicata, eh? Molto. Molto, molto. Signora, mi dispiace tanto. Però anche lei, signora, mi perdoni, un po' di responsabilità ce l'ha. Scusi, suo marito, i mariti non vanno lasciati. Suo marito gliel'aveva detto, vedi che io devo fare. E lei là doveva, quando un marito richiama l'attenzione della moglie ci dice, vuol dire che va seguito, va, assecondato, va. Ha capito? L'aveva detto, l'aveva avvertita. Ma secondo voi io me ne vado a Rossano così su due piedi e poi qua come si fa qua? Qua chi è qua? Ma come che qua? Ma come che qua? Niente, sapete? Che cosa dobbiamo sapere di qua noi? Che è qua? Scusate, il capitano. Quale capitano? Quale capitano, signora? Il capitano che ho conosciuto qualche anno fa. Ma come? Ve ne ho mandata carne e formaggio a frati e soro e vi scudassero quel capitano? Ma nicchia non lo poteva mannare però, solo carne e formaggio che va. Sì, forse sa qualche voce dalla portineria. Di corridoio, qualche voce di corridoio. Un uomo straordinario. È innamorato di me come un pazzo. Però, intendiamoci, quello a me non mi ha toccato mai con un dito, mai. È figlio di italiani, naturalizzato in America. È andato in America ed è tornato come ha promesso. È tornato e ha detto che mi vuole sposare. Mi fa divorziare e mi sposa. E quindi voi capite che se io andavo a Rossano perdevo il capitano. Onestamente a me andare in America non è che mi fa schifo. Certo, tu vuoi mettere l'America con Rossano? Non è. Così io potrei dire tutto apertamente al mio marito e lui può sposare tranquillamente la madre del suo bambino. Sì, certo, signora, si parla chiaro con suo marito, ci sente, così. Io che ci può dire alla fine? Sì o no. E si ammogliano tutto cose. E se poi il capitano dovesse sparire? Che succede? Che io perdo pure il mio marito? Signora, e lei tutto cosa lei vuole? Può avere l'amante e un marito, uno ne può scegliere. E suo marito poi è una bella capigliatura, io non lo pedissi. Pacifico, mi sento troppo confusa ed è per questo che io sono venuta qui a parlare con lei. Mi scusi Chiara, ma solo lui mi può aiutare. Io? Sì, certo. E che cosa posso fare io? Pacifico, allora, mio marito negli ultimi anni si è creato una magnifica posizione. Lo sa che ha guadagnato tanti di quei soldi che, insomma, adesso però, vista la situazione di Rossano, io non mi sento più sicura del suo comportamento e del nostro avvenire. Di conseguenza, mio marito dovrebbe prendere una bella somma di denaro e metterla a nome mio in banca e farmi donazione dell'appartamento di sua proprietà, chi su Cassutta, in maniera che se un giorno mio marito dovesse venire a sapere del capitano, mi indemmo che s'affenni e se no va. A me rimane il capitano, il conto in banca e l'appartamento di proprietà. Se poi dovesse sparire pure il capitano, a me rimane il conto in banca e l'appartamento di proprietà. Senta signora, una domanda, perché poi ci rivedo un poco. Ma lei di tutto sto imbroglio ne ha parlato con sua sorella, perché io non ne ho capito niente. Ma lasci stare mia sorella, Pacifico è lei che deve convincere Ciro. Lei, sua sorella? No, lei Pacifico. Ah, io? Certo, e solo lei lo può fare. Lei gli dice così, signor Intruglio, lei così facendo, come gli ho spiegato poc'anzi. Me lei scrivere, però, perché io non mi ruoto. Lascia tranquilla sua moglie, che vuole salvare parte del vostro denaro, che non si sa mai in che mani andrà a finire. Ah, ho capito, signora. Adesso, perché prima bisogna capire il senso di quello che si dice. E poi, una volta capito il senso, puoi dire che
credere di fargli credere. Ecco, che sono molto preoccupata di come andrà a finire la nostra casa, il nostro denaro, visto i fatti della ragazza di Rossano. Va bene. Ci siamo? Mi ha convinto, signora, ce la posso fare, magari che non mi scrivo. Non avevo dubbi. Ce la posso fare. Mi scusi, cara Chiara, per il disturbo. Tolgo il disturbo. Signora, mi Sì, perdoni. ecco. Aveva boss, cosa? No, non si può. avevo nulla. Le volevo dire una cosa, ma se suo marito sparisce? Mi rimane il capitano. E se sparisce anche il capitano? Mi rimane il conto in banca e la casa di proprietà. E se il capitano mantiene la promessa? Mi sposa e ce ne andiamo in America. E i soldi in banca alla casa? Vendo tutto, compro diamanti e me ne vado in America. E se in America Buonanotte, giustamente, Pacifico. Che pensava che succede in America con tutti i vai che avevamo a Catania? Facevamo i fatti nostri. Hai capito, cara sorella, che cosa succede? Non ti vuoi sposare? Parla, ma parla ora, altrimenti sarà troppo tardi e dovrai trascinarti il peso di questa menzogna e della tua infelicità per tutta la vita. E ora mangiamo, va? Sì, e che cosa? E che cosa? E tuo fratello per che cosa c'è? Ho salvato la frittata. Frittata c'è! Vieni che Ecco qua. Vincenzino, ho controllato tutto. Devi prendere soltanto il burro e il parmigiano. Di là c'è la pasta, ci sono anche 2 arance. All'orario l'acqua sopra metti i frati. Tu basta che questa mensa potti sti cose che ti dissi, va bene? Va bene, si tranquilla, va bene. Pacifico? Sì. Ma tu che ti mangi sulla pasta con burro e parmigiano? No. Ma restano 2 puppette con l'ale di passare ieri. Non ti preoccupare, vai tranquilla, Soro, vai. Ti raccomando, Vincenzino, a me Sì, frati, sì. Ho detto che il signor Pacifico è proprio un bravo uomo di casa, eh? L'ha detto sempre io, iesi viri. Chi su me frati, quando mettiamo chissà c'è un sogno cuccato a Cafrevi, ma lo fa tutte cose lui, e mi sistema le cose di casa, sapi magari cucinare. È davvero? È un frati d'oro, un frati bravo, d'oro. bravo. Vai, cara sorella, vai. Stai serena, stai tranquilla, vai, divertiti. Io oggi passerò la giornata più bella degli ultimi 6 mesi. Avanti, voglio essere... Ora sta venendo sta bella giornata di sole, mi metto nel terrazzino, mi piglio un poco di sole, poi mi leggo il libro, poi verso l'una mi faccio un piatto di pasta, poi mi abbesso 4 catti, mi riposo un poco, una giornata così serena, proprio la desideravo, tu non hai la più pallida idea. Tu che pensi di tornare tardi? Non lo so, dipende da quello che vuole fare Amedeo. Ma mangiate fuori? Lui mi ha detto che mangeremo lì, però non ho capito se mi porta a mangiare un panino imbottito oppure se mi porta in trattoria. Io un piatto di pasta tu lo sapevo, non si saprà mai. Signorina, ma mi dicesse una cosa, eh? Dov'è che andate di bello? Ma vai, Vincenzino, ma da uno che deve intraprendere la carriera di portiere, io queste cose non me le aspetto. Ma dove può andare una ragazza alla prima uscita ufficiale col fidanzato? Dove? Ma a conoscere la famiglia. La porta a conoscere mamma, papà, le zia, lo zio, anzi gli zii, perché ne ha assai, e qualche cugino, capisci? Ma è giusto, bravo, certo, bravo signor Amedeo, bravo, giusto, no? Poi ci vedere sa sta puttana. Lave tutte morte, sto disgraziato. Hai capito? Tutti morti.
O cimitero? Cimitero. Ma come? Luogo di pace. E là per tutte là. Amedeo è solo e ogni primo venerdì del mese va a trovare tutta la sua famiglia. Mi ha chiesto di accompagnarlo. Potevo dirgli di no? Che ci poteva dire di no? Alla prima uscita si metteva di traverso contro tutta la famiglia dei Motti? Chi appena si addormisce a notte che diceva non do sonno, la consumano. Se mettono su un motto, ti mette sopra il naso, è meglio che ti ammazzi e lo raggiungi, piuttosto di campare. Poi con una soggera, lasciamo stare. Il cimitero è un luogo dove si sta in pace, che poi uno sa scandare le motte. Uno dei vivi sa scandare, non le motte. I motte su motte. Hai certo, è effettivamente vero. No, vabbè, signorina, al limite, che faccio? Vi facete una bella passeggiata, insomma, già c'è un bello viale alberato, no? Certo. C'è un bastio, c'è gente che va, viene. Certo. Gente motta che va e viene, però. Carrozze motto che chiamano in scena, un deposito a petto, tu diceremo commossa oggi, che devi ancora andare, che devono avvorregare, una cosa. Ma poi tu vuoi mettere il fascino di un picnic sopra una lapide? Bello panino ti mangi sulla tessetta da lapide con l'umino addomato, quando è scura, e ti mangi un bel panino con la mortadella? Poi in quel silenzio, nella pace degli angeli, sai che ci sono dei piccirilli tosti o cimitero che appena tu stai là, che stai contemplando qualcosa, in quel caso panino, e tu picchi e ti fa salutare vermi che ti spara un mortaretto. Vabbè, soro, lo sto facendo così per sdrammatizzare. Già te ne stai in un cimitero che sta facendo chi tu che sta facendo, non ci voglio credere cosa sta facendo. Sì, però non ci non è voglio credere. giusto. Io mi sento nervosa, tu ci dirà Sassa. Ma io lo faccio, te l'ho detto, sorella mia, per farti andare al cimitero contenta. Così qualcuno che ti viene arrivare contenta dice, guarda chi è al cimitero e arrivi. Chi ne sanno i gente che corre nella casa dei cristiani? Non sapere mai che hai un fidanzato che la prima volta ti disse oggi ti porto a vedere i miei parenti morti e poi per svagare ne ti faccio a vedere una bella autopsia e finendo tutto cosa. La mia camicia è pronta? Ah sì, la tua camisa, certo, come no? Vabbè. A così, a lavai e a stirai. Alle Aspetta, mani che d'oro, alle mani, pare che hai a bacchetta magica andiamo. va, Io ho una camicia, Tieni. c'ero molto, ci sono affezionato e l'avevo lavorato per motta, capito? Scusa, non volevo. Ma talmente era logorata, talmente era che ci aveva fatto magari un funerale. Beh, mi scappa, non riesco. Senti, Ogni Pacifico, volta che io ci rugno un dispiacere a mia sorella mi piglia una collera e motti. Posso parare? Come hai fatto? Che la faciste resuscitare? Come hai fatto? Come hai fatto? ma visti così signori per fare sta camisa? Capito? Ci pigliate una nicchia di stoffa d'arrari e ci feci tutto con letto nuovo e tutti i postini nuovi, guarda. Come sto a fare? Poco di stoffa d'arrari, certo, di una pigliava stoffa. E io come avessi a nascere, tu morici? Avessi a mettere sta camisa di sta maniera? A mettere che mi succede qualche cosa, mi piglia un incidente? No. Ma un incidente, mi vanno a portare all'ospedale, dice, lo spogliatelo nudo, basta che me lo vada a giacca, sogno pronto. Sai che c'è qua? Come faccio? L'importante è che hai mutanni nuovi. Mi sono ci tengo a sto fattore dei mutanni. Ecco, ma ti mettissi mutanni nuovi? I mutanni puliti? Sì, perché se ti succede qualche cosa e ti portano all'ospedale, poi dice, mi guarda stasera fannisci che mutanni loddi, che mutanni... O invece ora quando mi portano all'ospedale dice, mi spoglio, virano così, ma lei che camisa ha? Ma lei me l'ha visto i mutanni però come so? Ho la contromossa, hai capito?
Senti Pacifico, ma io come va a fare? Allora come ti devo a fare questa camisa? Va bene. Era meglio che non ti ne faceva, No. io ne pigliava stoffa. Vabbè, non fare così, non fare così. Ma qua ne stiamo riducendo a picca picca, che ne vestiamo che roba regatta, mutande comprese. E poi, ma scusate, ma chi ci fa? A te a birri tanto. No, ma c'è, effettivamente, signor Pacifico, ma lei vuole tagliare tanto. Ma facetela a fare vostre, ma non l'ho capito. Ho capito, qualcuno che mi guarderà ci sarà, no? Non l'ho capito. Cioè, allora chi è sperare? Che mi picchia un incidente per fare servire di mutande a qualcuno? Non l'ho capito. O per fargli vedere gente, lasciami stare, l'ho detto, lo ripeto e ne sono sicuro, ci ridurremo a vestirci con gli abiti di carta, hai capito? C'è coppera a Motti, mio cognato Amedeo, sicuro, perché una suonata così la può avere solo uno come io, perciò ci vuole dopo. Femmine, non vi muovete, pietrificatevi, dite una preghiera, velocemente, un'Ave Maria. Amen. Amedeo! Buona sogno. Vieni qua, entra, Amedeo. Buongiorno, buongiorno. Ciao. Dovete perdonarmi, ma ho accumulato questo ritardo giusto perché non trovavo la cravatta nera per l'occasione. Ci vuole la cravatta nera. Sì. Dopo le scarpe gialle ci sta. Buongiorno. Buongiorno. Cara Chiara. Cara Chiara. Chiara, ti dice la battuta. Quando fa la battuta devi ridere. Buongiorno, signor Amedeo. Ah, buongiorno. Lo leggo negli occhi, Chiara. Si sarà chiesto come mai io il primo giorno, la prima uscita dopo il nostro fidanzamento, la porti al cimitero. Non male. Ma devo, signorina Chiara, perché qualche giorno fa mi è apparsa in sogno la mia mammina, che con voce cupa e un tono molto, ma molto seccato mi disse: Amedeo, ti sembra giusto che ti sei fidanzato e non hai portato ancora qui la tua ragazza? E tutto in coro, su uno sfondo nero di sole teste. Lo zio, la zia, il nonno, la nonna, i cugini che ribattevano assieme alla mamma: E bravo Amedeo! Portaci qui a conoscere la tua ragazza! Io mi sta sincer, non mi muovissi proprio completamente. E la mammina incalzante: Sì, voglio conoscere la tua futura sposa! Poi i mascoli assomigliano ai maschi, perciò tu immagini chi è. Ed io mi sono sentito in dovere di portarla lì, signorina Chiara, per conoscere tutti i miei defunti. Andiamo? Volevo portare dei fiori. I fiori, dice. Ma li troveremo lì, signorina Chiara. Devi sapere che accanto alla tomba di famiglia ce n'è un'altra del tutto simile anche nelle dimensioni, ma con tanti fiori così freschi e belli. Sicuramente sarà morto qualche familiare che ha lasciato una grande eredità e loro sfoggiano. E a me questa sembra una grande ingiustizia, quindi ogni venerdì, quando vado lì a salutare i miei defunti, prendo tanti di quei fiori belli freschi della tomba accanto e li porgo ai miei defunti. E l'ingiustizia ci pare dell'altro. Senta, voleva essere una sorpresa, ma non resisto. Ho già organizzato il pranzo. E non resteremo lì al cimitero. Andremo a 20 metri dall'uscita dei Tre Cancelli, via della Concordia, ad angolo, fanno un panino imbottito che è una meraviglia. Ti sa un biglietto di pasta. Allora noi andiamo, signor Pacifico. Buona giornata. Buona giornata a voi. C'è questo sole bellissimo. Ha visto? Mi sono intonato anche le scarpe. Questo è uno dei 39 paia di scarpe. Giallo. Sole. Giallo, il sole. Lave grigi, vero? Buona giornata. Vado avanti, signorina Chiara. Sì, no, vedo se ci sono dei mia pericoli. sorella la segue, ridi. Ci sono ridi, delle che cose. ti sorriso così. Dammi un bacio, vieni qua, dammi un bacio. Dammi un bacio, sorella. Ci vuoi vedere anche tu? Sabadirla appena un'altra volta, non ti preoccupare. Vai.
Ciao, ridi. Così. Ridi perché tu, non sei tu a motta. Sei tu che stai yendo un demotti. Lo vuol dire. Vai, tesoro, vai. Sorridi sempre, E non girare conto alle sani. Vabbè, o cimitero, quale sono. Buon divertimento. Non ci voglio credere, Vincenzino. Madonna mia santissima, chi mi fece vendere l'occupazione o cosa? Stavo pensando a sua madre per vendere brevettori freddi. Già mi immagino a sua madre cavava, che le donne, sai, quelle donne austere. Tu vedi con le scarpe? Gialle. 39 paia. Nave magari un baro di cuccucciglio. Di coccodrillo? Che le ho viste io mentre chiamavamo assieme con l'ascensore. L'avevo sotto razzo. L'ho viste. Mi fa, ho comprato un paio di scarpe di coccodrillo. L'indomani, perché io ho voluto constatare, era vero, l'aveva messa. Nella destra aveva la testa, nella sinistra aveva la cura, o così. Viste io, coccodrillo puro. Va bene, quando finisci non va, signor Pacifico. Ti saluto. È meglio così, va. Certo, io non per fare l'affare certi che non so me, No, quando, tu mai, per carità, è la prima volta. Però io resiste la signorina Chiara. Ma cosa ci fa fare? Vincenzino, tu sei un bravo ragazzo, ma hai un difetto. Ti fai sempre l'affare dell'altri. Signor Pacifico. Io ho molto denaro fatto. Hai ragione. Io come ce l'ho a dire? Giusto. Professione. Già vai, hai ragione. Arrivederci. Ti saluto, Vincenzo. Arrivederci. Giustamente, ho avuto denaro che si fa l'affare dell'altri. Che bella cosa. La santa pace domestica. Silenzio di tomba. L'uomo alla ricerca di Dio. Oggi tutto a tema. Capitolo 1. Mi fece una ricchi. Capitolo 1. Da sta casa appena ne esce fumaggio o libra non si può girare avanti. C'è sempre qualcuno. Un attimo, arrivo, abbiate bontà. Io ho uno sogno. Signora Elena. Pacifico, chiudo la porta. Perché la stiamo aperta, signora? La prego. Signora, che cosa è successo? Ha chiuso bene la porta? Sì, Vado a controllare. controllo, non si sa mai controllo, c'è la volta. Signora, eccomi qua. Controlli meglio se la porta è chiusa. Mi feci venire un dubbio con questa cosa. Ora aspetta un attimo che vado a controllare se era chiusa. Infatti, no, Allora, com'è? era chiusa. Arabi, ha visto, mi feci cassariare. Ora me... Mannaggia, ecco qua, ora la... Oh, Pacifico! Signora, la porta si chiuderà così o così. Metta una sedia davanti. Sì, metto una sedia davanti. Lei si commigliasse nel frattempo, così io non mi distraggo. Che sa come... Ho messo una... Signora, seggio non ce n'è, hai un divano, va bene lo stesso? Pacifico! Signora. Me la devo di reggere! Che viene a fare ca... No, dal pianerottolo di casa mia. La doveva fare nel pianerottolo? No, ho aspettato che andassero via tutti. Sua sorella, suo cognato. Ma cosa è successo? Il portiere. Cosa è successo, Ma signora? come? Cosa è successo? Senta. Ciao, la Fevi? No, senta qua. Mi scusi se ho suonato in quel modo così, ma non volevo che mi sentisse nessuno, anzi che mi vedesse nessuno davanti alla porta di casa sua. Senta come batte il mio cuore. Sì, lo sento come batte. Il cavallino. Che è al galoppo. E allora? Signora, mi perdoni se le ripeto ancora che cosa è successo, ma che cosa è successo? Ma come non lo sa, Pacifico? Ma Signora, come? perché io non so niente. No, mi scusi, sono io la stupida. No, mi perdoni, per carità, forse sarò io. Io sono rimasto al fatto che lei era in collera con suo marito per quel discorso della donazione. Allora io le posso assicurare che suo marito aveva già fatto tutto, ancora prima che gli parlassi io, credo per sistemare una cosa che aveva a che fare con le tasse o giù di lì. Ah sì? Sì. Però lei ancora non mi ha chiesto com'è andata la storia con il capitano. Signora, io di norma mi faccio l'affare me. Però, se lei vuole così, com'è andata col capitano? Ma quale capitano, Pacifico?
Ma cosa c'entra il capitano? Signora, mi vuole fare impazzire lei e mia? Scusi, lei un mese fa è venuta qua con suo marito, ci ha masturo l'opera perché suo marito ci disse: yeah, io c'ho un'altra. E c'è abbessa la storia con Piccirillo, yeah, tu te ne vieni a casa, io me ne stero. E lei ci disse poi, quando sentivo suo marito, che era mezzo ubriaco perché io avevo offerto del vino che tutto era tranne che vino, mi disse che c'aveva questo capitano che era in America. Ora lei mi sta dicendo che il capitano non l'ha, yeah, non vuole fare impazzire lei a mia. Perciò io gli ho detto che aveva un capitano e lei ci ha creduto. Signora, io credo a tutto quello che mi dice la gente, specie quando non me ne entra nulla in tasca. Come siete vigliacchi, voi uomini. Ah? Voi uomini. Voi uomini? Sì. Quante sere io ho trascorso in questa casa, quando c'era cattivo tempo, quando c'erano lampi, tuoni. Signora, io tutto questo malo tempo non mi ricordo. Tu dici lei? Venivo qui a confessarle tutte le mie pene. Pacifico. Signora. Ma come? Mio marito mi vuole a Rossano e io non ci voglio andare. Mio marito mi dice che ha un amante, una cameriera, e a me non me ne frega niente. Mio marito mi dice che la cameriera è incinta e proprio gli dico e vattene con la cameriera. Io gli dico che è un capitano. Ma insomma, Pacifico, come deve spiegarsi una donna nei confronti di un uomo? Signora, io continuo a mortificarmi, ma continuo a non capire. Mi scusi. Ma Elena, Eh, niente, lei è innamorata di me? no, no. No, perché Pacifico, Elena quanto ti ho voluto è bene. monsignara, allora è monsignara. Allora è monsignara, signora. Io lo so che è una follia, è una pazzia, ma dal primo giorno che io l'ho vista mi sono innamorata perché mi piace tutto di te. Mi piace come cammini, mi piace la vita che fai, la tua intelligenza, insomma, Pacifico, mi piace tutto di te. Elena, veramente? Sì! Non mi stai prendendo in giro, vero? No. No, Elena, perché se mi stai prendendo in giro non lo potrei sopportare. Tu lo sai quale situazione finanziaria delicata stiamo attraversando in questa famiglia. Ma a me non mi importa. E a me sì, perché se fino ad oggi non ti ho detto quanto mi piace e quanto ti voglio bene, Elena, è proprio per questo. Perché io sono un uomo per bene, sì, ma insignificante, lo sai, e per me passare soltanto 5 minuti con te, così, qua, o a casa mia, o a casa tua, mi sembrava un sogno, capisci? Irraggiungibile. Era come fare il terno all'otto. Ma il terno all'otto la gente una volta te lo perdona, ma la cinquina no, te la rinfaccia per tutta la vita. Tienimi stretta! Madonna. Sì, sapessi, Pacifico, quante volte di notte, quando mio marito era a Rossano, io da sola nella mia camera, sognavo di stare stretta No. a te. Scusate. E Chiara non c'è? Perché lei non lo sapeva che la signora Chiara doveva andare fuori? E non sapevo che fosse già uscita. Lei è venuta per provare qualche vestito, no? No, sapevo di trovarti da solo e sono entrata. È per questo che mi hai dato la doppia chiave dell'ingresso. Per giustificare la mia presenza qui basterà ammettere che noi due siamo amanti e che ci incontriamo qui quando sei solo, oppure a casa mia. Nella mia vita tutto è stato trasparente e tu lo sai. Credevo di poterti stare accanto da buona compagna e rispettarti per quanto valeva il nostro amore. Ma a quanto vedo, per te vale ben poco. La signora era venuta Sì, per chiederti un consiglio, certo. Sì, lo so. Vedrai che te ne chiederà ancora. La tenga lei, signora. La prenda, su. Con questa sarà più facile incontrarsi con lui. Parole che si dicono, non do vicinanza. Buongiorno, signora Intruglio. A lei? Quella Pacello, mia sorella? so, è quella pericolosa. disgraziata! È pericolosa, me lo... Marta! Pericolosa. Eccoti. Sono stata a casa tua e la cameriera mi ha detto che eri qui. E meno male che sono arrivata prima di tuo marito. Elena, tuo marito sa tutto. E certo,
perché stamattina è venuto a casa mia e ha detto alla cameriera che ci voleva fare una sorpresa. E così si è nascosto dietro la porta della camera da letto. E così, mentre tu mi raccontavi pane al pane e vino al vino, ha sentito tutto. Ah, ha sentito tutto? Meglio, a così vuole ora avanti. Certo, sulleva davanti. E brava. E non ti rammendere un'altra taglio? Elena, in società, una donna che vuole avere un ruolo, un sasizzoni di mascolo accanto, se lo deve sapere tenere. Poco importa che sia giù cretino di tuo marito o naucio, tanto l'uomo su tutti e stessi. Lui ci ha spiati e io gli confesso tutto, ci ricunda facci, ecco. Mai! Sarebbe un errore gravissimo. Bisogna negare sempre, negare anche davanti all'evidenza. Gli diremo che noi eravamo al corrente della sua presenza e gli abbiamo voluto fare un dispetto. Elena, dobbiamo insinuare il dubbio in tuo marito. Allora, Amleto, perché era un genio. Tu giura sopra Marunnuzza, sopra i santi, sopra Vista di Locchi, sopra i Mutticeddi, sopra Zocco voi, ma non confessare mai. E marito, chi potti sapere mai qualche cosa sopra di mia? Di chi niente c'era da sapere. Gli fui fedelissima, ma questo lui non lo doveva sapere. T'intendo, ancora là io davanti all'occhio, agonizzante sul letto di morte. Marta, dimmelo. E io, nella prospettiva di una guarigione, scoppiai a piangere e mi coprì il viso con le mani. Buonanima se n'è andato senza sapere se quelle lacrime erano lacrime per il rimorso che cacciava fatti con oppure per l'imminente vedovanza. Questo significa essere una donna di carattere. Ma chi duiavi l'amante? E che te ne fotte? Ma è ginda! Io giù se la collare. Tu sei la moglie e stai sul piedistallo. Donna, tu partorirai nel dolore, sta bene, però tu uomo a ghittare sangue e surura a travagliare per mantenerti la moglie e l'amante. E vedrai, Asoro, che dopo un poco di tempo di stu sangue e surura, l'amante e la prole si levano da mense peri e tu, moglie, rimarrai vittoriosa sopra il piedistallo, intonsa. Asoro, quello che tu hai fatto non è grave, ma è come lo hai fatto. Io Pacifico. Buongiorno, signora. Me li va un decenti di salute. Oh. Tesoro, lei lo sa che cosa ha fatto? Marta, sta temuta, L'ho Marta. sentito, So quello che ho, ma ci sta così lei, so quello che ho sentito, che io ci disse che tu che c'era a dire, che tu aveva la ricchia nella botta, che così, e ha sentito tutte cose. E allora, che ci fa? Allora, però lei si deve mettere nei panni di un marito che sa di un altro uomo. Per carità di Dio, signor, meno male che non mi hai maritato fino ad ora. No, come faccio col marito ora io? Signor Pacifico, mi raccomando, se dovesse venire mio cognato... Acchiappiamo muschi? No, acqua in bocca. E caso acqua avevo. Disgraziata, voglio vedere ora tu come te la devi vedere con tuo marito. Marta, ti prego, stai zitta. Tu lo sai che poi io mi sento male. Ma lei lo sa che cosa ha combinato questa disgraziata? Mi sento male. Aiuto, signor Pacifico. La prego. No, non fa così, perché non ci può mai una discussione. Signora, le do la mano. La lesione. Ai! Ci va una sucuna, vero? No, mi fece una carizza, signora! Ma insomma, che modo è? La colpa è di mia sorella, che lo so che quando mi fai nervosina divento una selvaggia. Sì, ma che ora sta ucca, da lì a sentire il calcio caiave. Avanti, mi fece sapere ricca forza. Un mo' piano, che mi ha lasciato, mi sgaggiavo tutto paro. Però qualche cosa ci la mamma dirà, non fa ambizioni? Ma perché chiave rende arroggiate lei? A prescindere, che può dire?
Un poco di acqua ossigenata? Non ce l'ho. Tintura di iodio? No, ci pare che siamo a Santa Marta a casa, signora, a casa siamo in una umile casa, un più malongo, mezzo quarto di vino, cuccellice di acqua. La pozza avere io la tintura di iodio, a stura mi beveva la tintura di iodio. Mi scusi. Un poco di alcolo? Spirito. Spirito, non ce n'ho. E che stiamo a fare? Controlliamo qua nella cosa di mia sorella se ci sono. Ci facciamo una fasciatura? Ah? Una No, fasciatura, grazie. avanti, forza. Grazie, mi facessi la fasciatura. Avanti. Sta avvenendo che combinavo lei. Singemo? Sta avvenendo che combinava lei. Così ci sta E ghiosando. mi ha lasciato i denti in bindi dopo. Così. Si fanno queste cose. Metta che c'è un bicciriddo e lei fa che fa. E si mette in da bocca un bicciriddo. Meglio una bocca ringanica, una bocca so, Avanti, forza. Miracoloso. E pensare che io gliel'avevo detto a mia sorella, informati di questo capitano, scriva America, abbiamo tanti cugini. Perché allora il capitano esiste? Ma certo che esiste, è il capitano, quello che gli ha promesso che l'avrebbe fatta divorziare e se la portava in America. Hai visto a seccare la lingua, ti hai visto a seccare. Continua La lingua mi ha visto a seccare, era sgraziata. Allora, sto capitano c'è. Certo che c'è, per nostra sfortuna, solo che appena saputo della sua imminente gravidanza, se ne tornava a America. Come sta gravidanza? Brava, belle cose fa lei, brava. Signor Pacifico? Sì, signora, volessi vedere, ma... Vengo io. Sì. Mia sorella è madre da poco. Sgraziata. E ora voglio avverire come te la sbrighi con tuo marito che vive a Rosano e l'ultima volta che a Foccano tale asti manco un tafacci. Certo, su quando vedeva ci avesse parlato... Ma certo, si capisce. Ci avesse detto due parole. Quattro liffi, quattro cosi. Capisci, no? Ammugliava cosa. Certo, si ammugliava. Invece ancora non vi siete incontrati, cosa non si può ammugliare. E ora come si fa? Elena, ma su tuo marito ti lassa. Tu che cosa fai a Soru? Ho i soldi in panca, sta bene, hai i soldi. Ma sto piccireddo canasci, a cocciocalle. A Soru non ti preoccupare, c'hai un fisso su te mano. Bravo. Signor Pacifico, ma lei sa che questo signore ci possiamo fidare? Non lo conosco sto signore, non lo conosco, non lo voglio conoscere. Faccio solo che stanno suonando. Stanno suonando, faccio solo che... Meno male che io tutto il malo tempo non mi ricordavo. Meno male. Ma aiuto, piuttosto. Arrivo. Incensino, sai. Signor Pacifico, ma che sta accumulando? Ci stai pensando la macchina che usa il mesoro, fatela fare tu. Ecco qua. Puoi evitare di fare commenti, evita di fare commenti. Sì, va bene. Vedete che mi manna la signorina Luisa. Sì. Dice, caccia una bottiglia a signor Pacifico. Questa la berrà da solo. È pura, questo è sicuro. E me la bevo da solo. E alla mia salute. Ecco. Vabbè. Che faccio? Io più tardi ci porto cose, va bene? Sì, burro e parmigiano che ti senti. Io mi faccio un bello piatto di pasta che mi ingoppolare qua, ma almeno col piacere, almeno. Vabbè, a volta l'assa buttata. Chiurela, incatenazzala, mettici la carta sotto e non passare manco una fumicola. Non deve entrare nessuno, non deve entrare. Sì. Ora venite perché tutto... Oh, signor Ciro! Pacifico è dentro! Mio cognato! Vieni qua! No, non faccio niente. Certo, io che è sicuro che non vi vede. Ma ammucciatevi da banna, andate da qua. Signora, chiuda la porta a chiave. Prego. Sicurissimi. Che schifo. Purtroppo. Per certe cose
Queste cose bisogna prenderle con filosofia, caro Ciro. Fino a un certo punto, però. Ma si rende conto che un'ora che aspetto l'autobus. Che per l'autobus, un'ora chi è a Catania? Un'ora? Che cos'è? Niente, che cosa vuoi? Un'ora, che spirito può aspettare magari 3 ore? Ma quando si è tranquilli e in spirito si accetta tutto, ma quando si è nervosi come lo sono io... E ancora lei non si è visto con sua moglie? Lei si è incontrato con sua moglie nell'ultimo 10 minuti, no? No, ma sono venuto qua direttamente per ringraziarlo. È mia? Sì, fate le donazioni, il conto in banca, la casa, un uomo come lei vissuto. Un momento, mettiamo i puntini sulle i, perché io Caio in questa situazione non ci volevo centrare e mi ci facessero centrare per forza con tutto che stavo 4 piani. Se stavo a piano terra che passavo lo poteva capire, ma 4 piani, un palazzo di 7 piani c'è da venire apposta. E quindi io vi dico che lei la donazione l'ha fatta ancora prima che io parlassi con lei, ha capito? Perciò non non mi ci ammette. Ah, un capitano, un amante, un capitano americano che non ha appena saputo della sua paternità è andato via. Quando viene a sapere che la tua donna è nelle mani di un altro e per giunta sta aspettando un figlio, pensi solo ad una cosa. La vendetta. Alla vendetta, sì, alla vendetta. Anche io penso alla vendetta. Posso offrire un nicchio di vino? No, grazie, Elena, grazie. basta solo. Il gioco è bello quando dura poco. Bottale industriale! Magari un omicidio a mia casa. Sono la bottiglione, signor Pepino. Ora c'è la sta una petta più lei, signore. Va bene, è possibile, il prima possibile, che non ne posso più. Sì, no, non ne voglio sapere. Chiamiamo le genti. A cui chiamare? Le genti. Cioè, potremmo parlare l'italiano. Le persone. Accogliamo. Quando occorre a chiamare aiuto. Madonna mia, madonna. Purtroppo, però, dietro la porta le genti erano così. C'era io Che succede? sta tomboleando da bagno. Dobbiamo sfondare la porta. Amonino. Madonna. Va bene. Chi è che mi fare? Abbiamo la porta a terra, non si stanno ammazzando. Ma io l'ho già fatto. No. Ma non giochiamo. Sapevano un ciocchiavo, ci chiamava a abbiare la porta a terra. Signor Pacifico, chiamiamo un fabbro. E cusu colla, signora! E allora chiamiamo le genti. Cusu ste gente! Cosa succede? Non è signora, guarda, si chiama Vicente, va bene? Lei non può, Si chiama Vicente, si chiama un fabbro. carità, signora! E chi è? Parliamo con calma, chi è? E poi stava rascurendo, scusate. Ma cosa da impazzire? Oh. Ognuno rascura in modo solo. Però lo guardo? Ah, vengo da. E mi fai così. A stato al cimitero, che sai? Che ti sei fatto? Che ti sei fatto? No, io non mi sono fatto niente. Mi fecero un cane. La signora al primo piano. Mi suonava, scappavo cane, sai che avevo due cani che donivano. Chi di casa raggio non ti sai sti canini, che sonniti, che mozzico. Che tu appena i vedi che tu l'hanno rincordo che c'è preso che pedo. E ti riesci. E se ti chiamano un mozzocone, dopo tu ci capono magari gli. Ora è cainza per camoro cane. Sei stata al cimitero? Sì. Com'è tua suocera e che tipo è? Una bella donna. Ah, allora io devo pigliare la parte. No, preciso so E macchia. allora non è una bella donna. Quando mi ha visto, si è messa a ridere.
Ci piaci? Come Ciurico, che le fotografie dei motti li mettono tutte che arrivano. Pare brutto c'è sbondare la soggera. Le fotografie ci mettiamo, chi sta che sta ridendo. E suo padre come ti ha accolto? Magari sorridente. Ah, magari sorridente. Sarà che fu lo stesso fotografo. Come Ciurico. Vabbè. E gli zii, i cugini, i parenti, tutto a posto. Tutti lì erano che mi aspettavano. Ti stavano aspettando, giustamente, dici, prima di nascere aspettavano, pare brutto, no? Io da bene non ci niente. E per il matrimonio, per il matrimonio erano contenti, vero? Contentissimi. E che viriscono, che a po' banchetto vogliono avere i tavoli vicini oppure vogliono stare separati? No, mi disse Amedeo che facciamo da direttamente, così risparmiamo. Come mi posso consumare una soro da 6 mesi? Io hai una soro che critica, i motti parlano, hai capito? Vabbè, comunque. Quindi facete già? Sì, mi fanno aggiungere magari ci rifreschi. A me apparecchiatemi da volazza lisa, lontano. Non ci stai, vabbè. Ma che cosa è successo? E spiccia io come mosso, io che ne saccio. No, Idi. Da banna. Che fu? Niente, piccoli diverbi tra moglie e marito. Sai, è meglio specialmente tu che non ne ammescamo, eh? Ora aspettiamo che ne esce. No, per carità, io non mi ammisco, però oggi l'avevo detto io, oggi che finisce male. E lei, signor Pacifico, lei che dici? Che dico? Che dico? Che è meglio che non dico. Tutto dipende dalla signora Elena. È incinta. Ah, davvero? Ah, che bello. Sì, ma un figlio non è di suo marito. No? E le bugie. Le bugie non sempre hanno le gambe lunghe, no? Talvolta hanno le gambe corte e i nodi vengono al pettine. I capelli devono essere logni, ma Oropo prima o poi arriva. Anche io mi voglio sposare, sapete? Con una bella donna. Una donna che si è fatta da sé, in gamba. Diciamo un'imprenditrice di se stessa, di buona famiglia, per carità, con un bel passato alle spalle. Ma il passato è passato e nella vita bisogna essere felici, nel presente e nel futuro. E quando si sceglie il compagno per la vita, bisogna scegliere quello giusto, per non portarsi dietro il rimorso e il rancore di una bugia e della propria infelicità. Come sono felice di essere quella che sono. E come sono felice che tu sia come sei.